Buongiorno, inauguriamo oggi il ciclo dei seminari del lunedì alle 11:30, orario dovrebbe essere anche abbastanza assestato anche per il prossimo futuro. Programmati tra fine febbraio e luglio, si tratta di un'iniziativa importante con il quale il Consiglio regionale del Veneto intende dare uno strumento agli amministratori pubblici, al mondo delle professioni, ma anche ai cittadini, per non parlare, e per me la cosa forse anche molto importante, degli studenti universitari e appunto anche qualche classe di qualche liceo che può utilizzare questi appuntamenti, e mi auguro lo facciano in particolar modo gli studenti, per trovare non pochi spunti di approfondimento utili per i loro studi. In questi nostri incontri, che appunto tutti caratterizzati da esperti di primo piano, docenti universitari, accademici riconosciuti, quindi con sicuramente persone di qualità che ci daranno approfondimenti e anche punti di vista molto molto particolari per quello che riguarda appunto le situazioni attuali. Iniziamo quest'oggi con aggiornamento congiunturale con riferimento al credito delle imprese. Con Vanni Mengotto, responsabile divisione ricerca economica della sede veneziana di Banca Italia, e Mariano Graziano della divisione ricerca economica sempre della sede di Venezia di Banca Italia, che furono già nostri ospiti nel luglio scorso. Io non entro nelle tematiche che affronteranno se non per parlare di due brevi considerazioni. Nell'ultimo bollettino di Banca Centrale Europea leggiamo un sostanziale mea culpa sulle previsioni inflattive realizzate dalla Commissione Europea nel corso del 2022. In effetti, ad aprile la Commissione Europea stimava che nel secondo trimestre 2022 l'inflazione avrebbe dovuto raggiungere un picco del 6,9% per poi diminuire gradualmente. Peccato che il costo della vita e la spesa per servizi e prodotti nell'Eurozona in quel mese sia stato del 7,44%, più alto rispetto a un anno prima, e sia continuato a salire toccando la vetta del 10,6 a ottobre. L'unica funzione delle previsioni economiche è quella di far apparire rispettabile l'astrologia, disse John Kenneth Galbraith, e ciò spiega perché Banca Italia, quando elabora i suoi documenti e parla, si attiene sempre a stime prudenziali. Non ha senso, infatti, ingenerare falsi ottimismi né acuire fosche prospettive. Cercare di essere equilibrati non è facile e dobbiamo dare atto ai nostri due relatori della loro accorta e attenta prudenza, a maggior ragione oggi quando giungono segnali contrastanti anche nel nostro Veneto, dove prospettive positive devono fare i conti con variabili imprevedibili. Non dimentichiamo che la crisi energetica è ben lungi dall'essere superata, la prevista ripresa economica della Cina comporterà una maggior domanda di gas con conseguente aumento dei prezzi oggi stabilizzatisi a livelli quasi pre-crisi. Sempre che i prezzi elevati non aiutino a contenere la domanda. I prossimi 18 e 24 mesi saranno molto impegnativi sia per l'Europa che per l'Asia. Gli interventi della BCE continuano a puntare verso un contenimento della crescita del tasso di inflazione, ma non è chiaro se i prezzi torneranno alla normalità, consentendo di allontanare i rischi di recessione globale. La ridefinizione della politica energetica dei paesi europei richiede tempo, nuovi accordi e infrastrutture, politiche per la transizione ecologica. E in questo scenario che vanno inserite oggi le comunicazioni di Vanni Mengotto e Mariano Graziano, uno scenario complesso, per molti aspetti confuso. Non vi tedio oltre, mi limito a ringraziare il dottor Alessandro Rota e i suoi collaboratori che hanno voluto caparbiamente questo ciclo di incontri. Un ringraziamento ovviamente ai relatori odierni e un invito a tutti a ritrovarci tra una settimana, sempre lunedì, sempre 13:30, quando Paolo Feltrini dell'Università di Trieste e coordinatore dell'Osservatorio elettorale Veneto approfondirà il tema l'affluenza al voto tra partecipazione reale e gli italiani all'estero, questione non particolarmente nota
ma che ha una grande rilevanza tecnica che pesa soprattutto nei centri minori, nei calcoli per la validità del voto. Il fenomeno non è conosciuto, ma vi assicuro che sta raggiungendo dimensioni veramente preoccupanti, come appunto spiegherà Feltrin. Infine, ma non da ultimo, il 13 marzo, il terzo appuntamento di estrema attualità, vista la scadenza elettorale amministrativa di maggio, par condicio elettorale nell'era di Internet, con Maria Romana Allegri, docente di diritto pubblico all'Università Sapienza di Roma e autrice, oltre che di studi sull'informazione e la comunicazione nell'ordinamento giuridico italiano, anche del recente testo Oltre la par condicio, comunicazione politico-elettorale nei social media tra diritto e autodisciplina. Come vedete, i nostri seminari di lunedì hanno tutte le carte in regola per risultare interessanti e utili a tutti. Così concludo ringraziando chi ha reso possibile questi eventi e lascio la parola a Alessandro Rotta che fa un'introduzione. È timido? No, direttamente a Vanni Mengotto e Mariano Graziano. Prego. Buongiorno a voi tutti. Un grazie innanzitutto al Presidente del Consiglio della Regione Veneto, insomma, per l'invito, perché noi è sempre positivo quando riusciamo, come dire, avere un pubblico in cui esporre quelle che sono le analisi che facciamo a livello di Banca Italia. Un saluto naturalmente anche a quelli che ci seguono via web, insomma, da casa. Cosa trattiamo oggi? Allora, innanzitutto noi come Banca d'Italia, come sede di Venezia, più vicino, si può alzare? No, così. Noi come Banca d'Italia, come sede di Venezia, tra le varie attività gestiamo, come del resto tutte le sedi regionali, anche l'analisi economica, cioè abbiamo all'interno una divisione, che è la divisione a cui partecipiamo noi, una decina di persone che si occupano appunto di ricerca economica nell'ambiti più vari, perché ovviamente c'è il tema core, quello creditizio, dove abbiamo ovviamente anche la fornitura dei dati, ma abbiamo anche ovviamente analisi che vanno dall'economia reale al mercato del lavoro, piuttosto che alla finanza pubblica, insomma, quindi affrontiamo le varie tematiche. E oggi noi vorremmo presentarvi quello che è il nostro aggiornamento congiunturale. Noi essenzialmente come divisione facciamo 2 pubblicazioni all'anno come sede di Venezia. Abbiamo un rapporto regionale a fine giugno, quindi che presentiamo a fine giugno, è molto ampio, in cui analizziamo tutte le sfaccettature dell'andamento dell'economia del Veneto, e poi facciamo un aggiornamento congiunturale, appunto lo dice la parola, molto più limitato a fine anno, a novembre, verso novembre-dicembre. Questo che presenteremo oggi, dove è possibile aggiornato ovviamente con gli ultimi dati a disposizione, insomma, perché dove abbiamo dei dati aggiuntivi rispetto all'aggiornamento di novembre, che abbiamo presentato a fine novembre, ovviamente ve li presenteremo. L'obiettivo è anche un po' quello, come dire, di dare degli spunti più che come dire, sul dato, sull'interpretazione che uno può dare del dato, sulle fonti. Credo che insomma invece dal vostro punto di vista sia anche utile dire ma questo dato qui dove lo trovo, la fonte qual è di questo numero, cosa mi può dire e quali attenzione devo avere quando utilizzo quel dato. Insomma, ecco, quindi poi siamo ovviamente vicini di casa, diciamo, perché siamo sul canale grande anche noi e quindi siamo ovviamente disponibilissimi a ricevere qualunque richiesta, qualunque domanda anche di chiarimento da parte vostra. Ecco, è chiaro che quando noi parliamo di andamento congiunturale non possiamo, come dire, ignorare che abbiamo un contesto internazionale in cui anche il Veneto ovviamente opera. E questo contesto è anche molto evidente, cioè incide molto di più una regione come il Veneto rispetto che ad altre regioni d'Italia, pensiamo, non so, alla Sicilia o alla Calabria, ma per un motivo abbastanza semplice, e noi abbiamo un'economia molto aperta al resto del mondo, perché la nostra manifattura ha il peso dell'esportazione della nostra manifattura è particolarmente elevato. Il peso stesso del manifatturiero in Veneto è più alto rispetto alla media nazionale. In più abbiamo un altro comparto che è quello turistico, che è fortemente aperto
al turismo internazionale. Per quello, come dire, quando analizziamo l'economia del Veneto è un po' difficile non parlare anche di quello che è il contesto internazionale dove le imprese, le famiglie, la pubblica amministrazione opera. Insomma, è chiaro che il contesto è, come dire, focalizzato sulle problematiche connesse al conflitto russo-ucraino, all'alta inflazione, lo citava prima il Presidente, quindi fare un esempio, gli effetti ad esempio sul potere d'acquisto delle famiglie, quali sono di questa alta inflazione, no? E poi l'alta inflazione comporta una reazione da parte delle banche centrali, poi magari vedremo anche quali sono le problematiche connesse all'alta inflazione, perché non è desiderabile avere un'alta inflazione, conviene far di tutto per abbassarla, e quindi un effetto sui tassi di interesse, no? E quindi questo porta a un effetto depressivo a livello mondiale in generale, visto che non è solo la BCE a fare un aumento di tassi di interesse, ma sono un po' tutte le banche centrali nel mondo, a cominciare dalla Fed. Questo provoca come dire, un affievolimento della crescita a livello mondiale, quindi un forte rallentamento, no? Quindi che ha un impatto sugli investimenti, sui consumi, un po' su tutto. C'è anche poi avuto un effetto, come dire, letteralmente positivo, perché quella riduzione che noi abbiamo visto in questi ultimi mesi dell'energia, del prezzo dell'energia, è legato sicuramente a situazioni di tipo climatico, ma è legato anche al fatto che sta rallentando la domanda mondiale, quindi è chiaro che questo, il prezzo del petrolio, il prezzo del gas ne risente immediatamente. Anche i noleggi, il bunkeraggio delle gran parte delle merci vanno via nave, no? Nel mondo l'80% del commercio mondiale è fatto via nave. Ecco, è chiaro che nel momento in cui c'è una riduzione della domanda crollano anche i bunkeraggi, difatti se uno va a vedere i prezzi adesso di trasportare un container in giro per il mondo sono molto più bassi rispetto a quelli che sono stati, rispetto a quelli di qualche mese fa. L'altro elemento di cui noi dobbiamo tener conto come contesto è quello dell'apprezzamento del dollaro. L'apprezzamento del dollaro, se ci può, come dire, portare a degli elementi negativi per quanto riguarda l'aumento dei prezzi di beni importati in dollari, d'altro lato abbiamo un effetto positivo perché migliora la nostra competitività, no? Nell'ambito dell'attività manifatturiera. Il tutto incentrato su un quadro, se volete, di perdurante incertezza, perché è chiaro che queste situazioni qui di alta inflazione, di conflitto non risolto e che prosegue, è chiaro che determina da parte di tutti gli operatori una situazione di grande incertezza, e l'incertezza in economia, si sa, ha degli effetti particolarmente negativi sulle scelte non solo di consumo delle famiglie, ma in particolar modo sulle scelte di investimento delle imprese. Arriviamo un attimo adesso invece più strettamente al Veneto. Ecco, se noi vediamo, qui abbiamo due grafici. Un grafico vi dice quello che è l'andamento del PIL del Veneto, vedete che la linea rossa che vedete nel grafico di sinistra, no, vi dà l'idea del PIL del Veneto. È chiaro che il dato Istat arriva al 2021, è uscito qua a dicembre, ma perché? Perché le statistiche vengono fatte delle proiezioni e delle stime a livello nazionale, del PIL nazionale, in alcuni casi con un certo ritardo a livello di macro area. Per scendere a livello regionale ci vuole molto tempo, sono statistiche estremamente difficili e onerose, e quindi è chiaro che adesso abbiamo da dicembre, diciamo da fine dicembre del 2022, abbiamo il dato del 2021, quindi noi in teoria al 2022 non potremo dire nulla, quindi ci serve delle informazioni aggiuntive. Per questo abbiamo sviluppato ITER, che è un indicatore che cerca di regionalizzare queste variazioni, e come vedete cerca di dare una stima per trimestre di quella che è la variazione del PIL. Se voi vedete il 2021 e il 2022, noi come Veneto siamo andati un pochino meglio, no? Rispetto a quella che è l'andamento del PIL dell'Italia, che voi vedete in quei rombetti più scuri, insomma blu scuro, no? Nel grafico normalmente siamo un pochino sopra, come del resto eravamo un pochino sotto, quindi eravamo andati un pochino peggio rispetto al dato nazionale nel 2020, ma è normale, abbiamo detto che siamo molto aperti all'estero, sia per la manifattura sia per il turismo. La pandemia non è stata una gran panacea, insomma, per quanto riguarda tutti e due i comparti, no? Quindi ci sta tutto. Tenete conto che in Italia abbiamo anche il dato del terzo trimestre, la crescita ha continuato ad attenuarsi, vedete che la linea anche lì, i primi due trimestri,
In Italia eravamo a uno 0,5 congiunturale e nel quarto trimestre il PIL poi di fatto ha ristagnato, siamo uno meno 0,1 congiunturale, no? Dal punto di vista del PIL nazionale. Per quanto riguarda invece quello che è avvenuto nel 2022, lì siamo fermi a settembre, abbiamo l'indicatore Venice che adesso stiamo proprio in questi giorni ricalcolando, e quello è un indicatore invece di natura diversa. Anche lì vi abbiamo messo il PIL per avere un'idea di dove si muove, però quell'indicatore di fatto fa una stima di quello che è l'andamento di fondo dell'economia del Veneto, cioè senza considerare tutte quelle che potrebbero essere delle variazioni legate a fatti puntuali, specifici, estemporanei, insomma, ecco, quindi cerca di vedere proprio l'andamento di fondo ed è costruito, per chi, non so, vede un pochino le pubblicazioni in giro, con le stesse, diciamo, tra virgolette, modalità statistiche del Eurocoin e Itacoin. Se voi vi aprite l'ultimo anche bollettino della Banca d'Italia, bollettino economico della Banca d'Italia, vi trovate degli indicatori che vi forniscono un'idea dell'andamento dell'economia italiana e della zona dell'euro con quelle caratteristiche lì. Perché si fanno? Beh, perché sono indicatori che si riescono ad ottenere prima di qualunque statistica ufficiale, anche a livello nazionale, anche a livello europeo. E quindi si cerca di produrli proprio per avere un'analisi tipo tempestivo, per dire come sta andando. Ecco, noi adesso stiamo elaborando l'ultimo trimestre del 2022, per giugno penso che avremo anche il primo trimestre del 2023, in modo quindi da avere il dato più recente. Vedete che però comunque quello che si osserva già lì a settembre, voi vedete che la ripresa che c'è stata è molto forte, rilevante, insomma, e si è cominciata via via ad attenuare. L'indicatore si legge in maniera molto semplice: se è sopra lo zero vuol dire che l'economia continua a crescere, è chiaro che man mano si avvicina allo zero vuol dire che l'economia, la crescita rallenta sempre di più, se siamo sotto lo zero invece, come vedete nel 2020, vuol dire invece che l'andamento di fondo dell'economia è negativo, cioè l'economia si riduce, no? Quindi un po' questa è la chiave di lettura. Tenete conto che un indicatore di questo tipo è costruito su circa 120 variabili, quindi considera delle serie storiche molto lunghe che vanno dalla produzione industriale agli ordinativi delle imprese, ovviamente a tutti i dati creditizi e finanziari possibili e immaginabili, al turismo, all'andamento dei porti, delle autostrade, qualunque, consumi di energia. qualunque cosa uno trova un dato effettivo che abbia una serie storica sufficientemente lunga, e quella è anche la difficoltà, e con numeri che siano robusti, ci piove dentro, insomma, diciamo, ecco. Poi c'è una tecnica econometrica di serie storiche, di analisi serie storica molto complicata, che permette da queste di estrarre un indicatore, insomma, che fornisce quello che è l'andamento di fondo dell'economia. Vedete, già a settembre la crescita si era via via affievolita fino ad arrivare a zero. Se noi vediamo la slide successiva, quindi posso, adesso sì. Eccola qui. Questa invece è già aggiornata a fine 2022, quindi è il dato più aggiornato prodotto da Unioncamere del Veneto. Ecco, qui la fonte è Unioncamere del Veneto, no? Quindi Unioncamere del Veneto fa un'indagine, tra l'altro un'indagine estremamente interessante, perché, come dire, è un'indagine che è rivolta a circa un campione, in questo caso di circa 1600 imprese con almeno 10 addetti, quindi comprende le imprese più grandi, ma ci sono anche molte piccole imprese. E questa indagine qui che cosa ci porta a dire? Noi ve l'abbiamo messa in un grafico proprio semplicemente per dare un'idea in serie storica, insomma, dell'andamento, perché dire cosa sta avvenendo senza vedere il progresso dice poco, no? In economia. Questo grafico è un grafico, vedete sopra, vi dà le variazioni percentuali sul periodo corrispondente, e le leggete sulla scala di sinistra, no? Di tutte le curve, eccetto che invece la capacità utilizzata, che la vedete nella scala di destra, la capacità produttiva utilizzata, cioè qual è l'intensità in cui le industrie utilizzano i propri impianti. Vedete che siamo a livelli elevati, molto alti, al 75%.
Se voi invece vi limitate alle altre serie, quindi della produzione, degli ordini del mercato estero e degli ordini del mercato interno, dovete leggerla sulla scala di sinistra. Anche qui si analizzano di fatto dei tendenziali. Quindi noi vediamo la variazione, ad esempio l'ultima è quella del quarto trimestre del 2022, in riferimento a che cosa? Al quarto trimestre del 2021. Ecco, quando si analizzano queste tipologie di dati bisogna sempre fare attenzione che si sta parlando di andamenti tendenziali, quindi anche qui si leggono, se siamo sopra lo zero vuol dire che l'economia continua a crescere, in questo caso la produzione continua a crescere. È chiaro che nel 2022, vedete la linea rossa, si va via via avvicinando allo zero, ma non vuol dire che in quel periodo lì la produzione diminuiva, continuava a crescere, ma a un ritmo più basso, quindi si stava la crescita via via affievolendo, quando invece in territorio negativo vuol dire che proprio c'è una riduzione della produzione. Ecco, questo vi invito a fare sempre molta attenzione a leggere nei grafici quella che è la didascalia, diciamo subito sotto il titolo, variazioni percentuali sul periodo corrispondente o tendenziali, insomma, no? Quindi perché interpretate bene l'andamento, perché uno potrebbe dire no, io voglio vedere l'andamento degli assoluti, cioè la produzione industriale in termini assoluti. Questo invece dà più risalto a quello che è la variazione nel tempo rispetto a 12 mesi prima di quelli che sono gli andamenti della variabile economica. Diverso è analizzare, ancora un altro passetto diverso che qui non vedete in questo grafico, le variazioni congiunturali, che sono invece il quarto trimestre del 2022 rispetto al terzo trimestre del 2022, quello immediatamente precedente. È chiaro che si tratta di dati diversi che vanno letti in maniera diversa, quindi se uno legge il giornale o legge una statistica, questa cosa qui deve subito, come dire, considerarla. Come l'altra cosa che vi invito sempre a considerare è, come dire, la scala dei grafici. Cioè, vedete la scala di destra va da 60 ad 80, quella relativa alla capacità produttiva utilizzata. Attenzione, perché se voi, come dire, sgranate tantissimo la scala, anche variazioni infinitesime diventano enormi. Questo viene utilizzato moltissimo, ad esempio anche nei giornali, per orientare un po' il pubblico, che grandi variazioni, sì, poi uno vede la scala, è una variazione di 0, no? Quindi bisogna sempre fare attenzione, diciamo, sia all'ascoltatore sia a chi legge un rapporto, di metterlo nella condizione corretta di dare una lettura di quello che avviene, poi di farsi lui un'idea, un'interpretazione, tanto o poco, insomma, no? Quindi qui possiamo vedere come anche qui la produzione industriale in quarto trimestre di fatto si è affievolita così tanto fino a che nel quarto trimestre c'è stata una crescita zero rispetto al quarto trimestre del 2021, dell'anno prima. Quindi tornano i conti, insomma, anche dal punto di vista della produzione industriale. Tra l'altro, ecco, nella produzione industriale un'Oncamere evidenzia come l'effetto sui singoli settori, perché è chiaro qui in queste 1600 imprese del campione sono imprese che partecipano a settori diversi, non è uniforme l'andamento, cioè non osservate un andamento così, osservate un andamento abbastanza divergente, specie nel quarto trimestre, in cui si osserva una penalizzazione delle produzioni, ma poi ci torneremo dopo, delle imprese cosiddette energivore, cioè quelle che hanno un grande utilizzo di energia nei loro processi produttivi. È ovvio, tenete conto del prezzo in cui è arrivata, insomma, l'energia sia diretta, tipo il gas, sia l'energia elettrica, insomma, indirettamente, e anche però hanno cominciato a risentire negativamente la congiuntura anche quei comparti fortemente legati alla domanda, tipo i mobili, tipo come dire, il sistema moda, l'industria del legno, eccetera. Insomma, quindi un certo effetto, come dire, negativo dell'andamento dell'economia, quindi è chiaro legato ai consumi, legato alla capacità d'acquisto delle famiglie, si è cominciato a vedere anche sulle industrie produttrici di quei beni. Bene, invece sono andati beni, ad esempio, di lusso, l'orafo, l'occhialeria e insomma anche i settori macchinari, dove insomma il Veneto ha una sua specializzazione, la meccanica, sta andando bene. Tenete conto che noi non siamo specializzati in una meccanica rivolta direttamente alle componenti del motore dell'automotive,
Questo ci agevola rispetto al Piemonte. Piemonte c'è un grande peso della meccanica, dell'automotive legata alle componentistiche del motore a scoppio. Noi invece siamo più su tutte le altre componenti, che quindi anche nel caso che la transizione all'elettrico venga portata avanti, 4 ruote di una macchina, le frecce, i fanali, i sedili, ci siano comunque, non è che cambino molto. E quindi questo ci agevola, perché la nostra industria anche nell'automotive è più orientata a tutto fuorché il motore a scoppio. Quindi questo è un aspetto, come dire, che dal punto di vista del Veneto ci aiuta. Se passiamo alla slide successiva, vi faccio vedere invece cosa, come dire, sì, no, passo io, sì, perché ero rimasto sempre con l'idea di, ecco, la passo io, eccola qui. Questa che cos'è? Questa è l'indagine che noi abbiamo fatto a ottobre, vero Mario? Abbiamo fatto ad ottobre con il nostro campione di imprese, perché anche noi prendiamo in ogni regione in tutta Italia un campione di imprese, un campione tra l'altro che abbiamo coltivato nel giro di anni, insomma, quindi non è estemporaneo. E in questo campione di imprese facciamo delle domande ovviamente su quali sono gli andamenti, le criticità che osservano e poi ovviamente li raccogliamo questi dati. In questo momento qui è partito l'indagine che noi chiuderemo a metà maggio. Quindi abbiamo fatto proprio un'ulteriore indagine, insomma adesso che facciamo ogni anno a metà maggio proprio per poi utilizzarla sia nel rapporto nostro regionale sia a livello nazionale come dati aggregati, insomma, quindi abbiamo anche il vantaggio di non avere solo, come dire, un'indagine a livello regionale, ma abbiamo un'indagine a livello regionale che però si può confrontare con i dati che ci sono a livello nazionale delle altre regioni, quindi ad esempio per il Veneto è molto utile confrontarsi con regioni relativamente simili a noi, come ad esempio la Lombardia, l'Emilia-Romagna, no? Perché hanno caratteristiche, il nostro sistema produttivo è molto simile a quello dell'Emilia-Romagna, no? Quindi possiamo vedere come sono gli andamenti. Qui cosa avevamo chiesto? Ecco, io in questo grafico lo dividete i due istogrammi, diciamo, nella prima parte, e due, sono 4, e 2 nella parte di destra. Nel primo noi chiediamo, vedete, il fatturato, e ci interessa non tanto nei primi 9 mesi, perché ormai quelli lì del 2022 sono già passati, ci interessa capire fra 6 mesi, che vuol dire, di fatto, se a ottobre l'abbiamo chiesto, vuol dire insomma entro il primo trimestre del 2023, insomma, leggiamola così. E vedete che l'andamento del fatturato, le imprese ci hanno detto che prevedono comunque una crescita del fatturato, anche nei primi mesi del 2023, però molto più attenuata rispetto alla forte crescita, al forte recupero che c'era stato nel 2021. No? Se noi poi passiamo invece agli altri due blocchi che sono gli investimenti, anche qui ci limettiamo a quello più di destra, voi vedete che lì parliamo degli investimenti programmati per l'anno successivo, gliel'abbiamo chiesto a ottobre 2022, quindi queste sono le risposte che ci hanno dato le imprese negli ultimi mesi dell'anno, dicendo ma nel 2023 che investimenti pensate di fare? Ci hanno detto, vedete, che gli investimenti programmati risultano, vedete, rispetto anche al 2021 in territorio negativo, quindi loro prevedono una contrazione degli investimenti, prevedono non soltanto una contrazione degli investimenti, abbiamo parlato prima di incertezza, no? Molte imprese ci hanno detto, guardi, io ho in cantiere l'ampliamento del capannone, l'ho fermato, non l'hanno annullato, guardate che è molto importante questo, non è che hanno annullato, l'hanno semplicemente ritardato, fermato, e magari l'hanno riconvertito in che cosa? Nel risparmio energetico. Quindi hanno detto, ma invece di fare l'ampliamento del capannone, magari metto i pannelli solari sulle parti del capannone che già ho, proprio perché l'aspetto dell'energia era ovviamente preminente. Quindi hanno mutato anche da questo punto di vista la tipologia di investimenti. Sì, se posso aggiungere una cosa, naturalmente c'è l'incertezza che è una cosa importantissima per gli investimenti, all'altro lato c'è quanto costa un investimento, e nel costo dell'investimento c'è anche il costo del credito necessario a ricevere quell'investimento, per fare quell'investimento, e quindi questo incremento dei tassi di interesse potrebbe anche andare a cambiare in questi mesi quel dato che abbiamo visto, e l'effetto del maggior costo spingere delle imprese, il maggior costo del credito spingere alcune imprese a procrastinare oppure a rinunciare a qualche investimento o a farlo di importo inferiore, ecco. Tutte le condizioni sono rilevanti, no? Anche quelle finanziarie. In questo grafico noi cosa
Vi facciamo vedere quella che è una parte della nostra indagine che abbiamo fatto sulle imprese, sempre sul finire insomma, del 2022, per quanto riguarda l'incidenza dei costi dell'energia, no? Sull'attività delle imprese. E voi vedete, no, nel primo grafico come è normale, insomma, perché uno si aspetta aumentano i costi di energia, anche la loro incidenza aumenta ovviamente nell'ambito degli input complessivi. Vedete che oltre, quando noi siamo andati a chiedere, ma pesa oltre il 10% il costo dell'energia, sia gas che l'elettricità, nell'ambito dei vostri input complessivi, diciamo, vedete che questa percentuale è salita dal 15 circa per cento a quasi il 30%, quindi è quasi raddoppiata. Del resto, quando aumentano le bollette, anche l'incidenza aumenta naturalmente. E tenete conto che, e questo è particolarmente interessante, che il 40% delle imprese ci hanno detto che considera il gas un input indispensabile del processo produttivo. Questo è interessante perché non riguarda soltanto le imprese dove l'utilizzo del gas è fondamentale perché è una materia prima fondamentale oppure una fonte di energia non sostituibile, ma è importante anche perché moltissime aziende hanno sviluppato la cogenerazione. Investimenti fatti in passato, molte aziende hanno dirottato verso una cogenerazione, quindi energia gas, quindi fonte di calore per il riscaldamento, per gli impianti, e in più fonte di produzione di energia elettrica. È chiaro che se viene meno il gas si ferma tutto per quanto riguarda l'azienda, quindi per quello il 40% ci dice per noi è fondamentale avere il gas metano, perché una parte lo utilizza normalmente nei loro processi produttivi, l'altra parte lo utilizza per la cogenerazione, quindi questo è particolarmente importante. Nel grafico invece di destra vi vengono chiarite quelle che sono le strategie che hanno affrontato le imprese col caro energia. Vedete, nei primi mesi del 2022, no, fino a settembre, eccetera, le aziende cosa hanno cercato di fare? Di fatto hanno cercato, da un lato, di cambiare i fornitori di energia elettrica rinegoziando i contratti esistenti. Però questo uno lo fa una volta, non è che ogni mese cambia il fornitore di energia elettrica, cerca di rinegoziarlo, no? Dopodiché cosa hanno cercato di fare? Hanno cercato di ridurre i margini di profitto. Avevano un aumento rilevante dal lato dei costi e hanno cercato di ridurre i margini di profitto. Oppure invece hanno aumentato i prezzi di vendita, cioè hanno traslato sul loro compratore, che può essere un consumatore, ma può essere anche un'altra impresa se è un bene intermedio, hanno traslato l'aumento dei prezzi. E questo, vedete, è un aspetto molto importante, perché il fatto di poterle traslare dipende da tanti fattori. Prima di tutto preserva gli equilibri di bilancio dell'azienda. Perché guardate, non è semplicissimo non avere certezza dei prezzi di vendita e dei prezzi di acquisto. Cioè, nel senso che è difficile produrre economicamente, perché produrre si può sempre, ma l'azienda non deve solo produrre, deve produrre economicamente e quindi deve prevedere quello che è il prezzo di vendita, avendo subito già un forte aumento dei costi. Non è detto che sia così semplice e facile. Molte aziende possono traslare l'aumento perché magari sono in un segmento di mercato estremamente ad alto valore aggiunto. Altre invece non lo riescono. Faccio un esempio: se un'azienda produce carte da fotocopie, voi ne trovate nel mondo quante ne volete aziende che producono carte da fotocopie, quindi io faccio fatica a traslare l'aumento dei costi di produzione sui prezzi. Ma se io faccio, senza citare nomi di aziende venete, la carta per Louis Vuitton, compagnia bella, anche se gli ha l'aumento del 40%, questi neanche fiatano, anche perché non è che incida così tanto nella borsa finale della vendita o del profumo, no? E quindi dipende dal segmento in cui uno si è collocato. Questo fa la differenza, nel senso che in uno stesso settore voi trovate aziende che producono beni simili, diciamo, che quindi voi ve li ritrovate negli stessi Ateco, diciamo, per intendere, ma in realtà uno si trova a operare a basso valore aggiunto oppure in un segmento ad alto valore aggiunto. Moltissime imprese venete di qualunque comparto, dalla meccanica alla carta, si trovano ad operare
a livello di alto valore aggiunto, anche perché sono aperti alla concorrenza internazionale. L'impresa importa, esporta beni, quindi deve esportare e quindi è aperta al commercio internazionale, sa bene qual è il livello dei prezzi, non solo in Italia, ma nel mondo. Quindi questo, come dire, in molti casi ha agevolato le imprese, questa capacità di poter traslare sui prezzi, no, dei beni. L'altra strategia qual è invece? Poi, finiti questi aspetti, le aziende hanno cercato di adeguare, ad esempio, gli impianti, come dicevo, di fare la cogenerazione, di fare investimenti per i pannelli solari e poi, ad esempio, in alcuni casi di ridurre anche l'orario di funzionamento degli impianti o di collegarlo al minor costo dell'energia, perché non è che costa in maniera uguale tutto il giorno l'energia e quindi molti hanno dovuto richiedere ai propri dipendenti di fare turni al sabato, alla domenica, per poter garantire una produzione economica. Quindi ha degli effetti poi questa cosa qui concreti sulla vita anche delle famiglie, oltre che delle imprese. L'altro elemento che io volevo, come dire, focalizzarmi un attimo, che un po' anche il Presidente prima ha accennato, no? Perché uno sente parlare, dice i prezzi dell'energia si stanno molto riducendo, quindi tutto va bene, no? Attenzione, allora io faccio vedere, da una parte vedete il grafico di sinistra, è quello che è l'andamento del petrolio. Vabbè, dipende dalla qualità, insomma, del petrolio, normalmente si utilizza il Brent come riferimento. Vedete che fino al picco che c'è stato un po' prima di giugno 2022, poi è continuato a scendere, no? Quelli tratteggiati sono l'andamento dei future, quindi le scommesse per il futuro, però non è detto che siano quelli effettivamente indovinate, se sono indovinate chi ci ha scommesso ci guadagna, se no ci perde. Però manteniamoci fino al grafico dove il grafico è continuo, quindi fino al 31 dicembre. Voi vedete che i prezzi del petrolio sono scesi in maniera significativa. Questo è l'effetto positivo, se volete, di una congiuntura negativa, cioè del fatto che la domanda a livello mondiale si è affievolita, proprio perché le banche centrali hanno aumentato i tassi, hanno cercato di raffreddare l'andamento dell'economia. Lo vediamo subito nel petrolio. Il grafico invece di destra vi fa vedere quello che è l'andamento invece del gas naturale. E ci sono due curve, una, quella, se non vi dispiace mi toglierei la giacca perché qui è un... Scusatemi, Scusate, però la temperatura è tale, per cui è difficile. Quindi abbiamo due grafici, da una parte la linea blu che vi dà quello che è il prezzo TTF, che è il famoso prezzo, se volete, nei giornali in Olanda fanno il prezzo del gas. Ecco, quello lì è, quello del mercato olandese, che è il prezzo di riferimento europeo. Dove leggiamo quella scala lì? La vedete, vi ho messo la freccia a dicembre, vedete, guardiamo sempre la linea continua, il future lasciamolo per gli speculatori. A dicembre, vedete, siamo intorno ai 60 euro per megawattora. Lo leggete sulla scala di sinistra, no? Rispetto al picco eravamo a 240 euro, vedete? 60 euro, uno dice, beh, mi va molto bene 60 euro, no? Però c'è un però, nel senso che questi 60 euro, voi vedete, rispetto al prezzo che noi stabilmente avevamo, guardate sempre la linea blu, vedete 2020, ma potremmo anche andare indietro, 2019, 2018, è molto più alto del prezzo che normalmente eravamo abituati, perché era un prezzo dell'ordine di meno di 10 o intorno ai 10-20 massimo euro a kilowattora, non 60 euro a kilowattora. Quindi già questo ci dice, come dire, che le nostre aziende, le nostre imprese, oltre che le famiglie, perché poi questo incide anche sulla bolletta da casa, hanno ovviamente un prezzo che è storicamente più alto dei livelli normalmente sopportati in passato. Però poi io vi ho messo un altro grafico, ve lo tratto sempre dal bollettino economico della Banca d'Italia, vedete il numero 1, quello del 2023 che è uscito già a gennaio, voi vedete il dato, la linea verde. La dovete leggere però nella scala di destra, la linea verde. E vedete che cos'è sta linea verde? La linea verde è il prezzo di riferimento negli Stati Uniti. È in pratica il prezzo del gas distribuito in Louisiana, negli Stati Uniti, che fa riferimento in generale agli Stati Uniti, perlomeno alla costa.
E lo leggete appunto nella scala di destra. Vedete che il prezzo attualmente, cioè al 31 dicembre, a fronte dei nostri 60 euro per megawattora, è stato messo anche in euro anche quello, così per rendere più facile la lettura, noi abbiamo circa 12 euro per megawattora. Quindi un'azienda, uno dice, vabbè, ma tanto non c'è un tubo se non navi che portano il gas naturale liquefatto, no? Attenzione però, perché voi potete commerciare in gas, ma dovete per forza commerciare nei prodotti delle imprese prodotti con quel livello del gas. Quindi andate, come dire, a operare in termini concorrenziali con aziende, fermi tutti gli altri elementi, che operano a 12 euro, il gas lo comprano a 12 euro al megawattora, rispetto ai 60 euro in cui un'azienda europea compra il gas. Quindi c'è un aspetto, è vero che si è ridotto, perché quando eravamo a 240 euro negli Stati Uniti, vedete, era intorno ai 24 euro, quindi 10 volte di meno. Però adesso, diciamo, 60-12, diciamo, il rapporto non è che sia, come dire, per carità, è un rapporto più favorevole, però è un quinto, insomma, no? Alla fin fine, non è 10 volte, ma è 5 volte. Però è rilevante dal punto di vista, è chiaro che dipende anche qui dall'azienda, se è un'azienda energivora ha un conto che utilizza gas o elettricità, se invece è un'azienda non energivora incide molto meno, dipende da quanto incide nel bilancio dell'azienda. Però è chiaro che gli aspetti concorrenziali ci sono, perdurano, al di là dell'effetto che uno può dire ha sulle famiglie. Tenete conto che questa riduzione è stata resa possibile da che cosa? No, quella che vediamo sia negli Stati Uniti ma anche in Europa, no? Da 240. Beh, leggiamo sui giornali, di fatto abbiamo, primo, un inverno che è stato relativamente più mite, quindi ha richiesto minore gas, perché il gas usa l'industria ma lo usa anche le famiglie e quindi hanno richiesto meno gas. Poi abbiamo avuto una congiuntura mondiale che fa un po' la stessa cosa che fa sul prezzo del petrolio, perché è chiaro che la domanda a livello mondiale si riduce, quindi anche la domanda del gas, insomma, si riduce oltre che quella del petrolio, quindi ha un effetto di riduzione per quanto riguarda il prezzo. E poi abbiamo di fatto anche un livello degli stoccaggi molto elevato che ha influito. Noi ad esempio in Italia siamo a un 65% degli stoccaggi in questo momento, dopo averlo utilizzato già per buona parte dell'inverno, insomma, quindi come dire, siamo a un livello elevato. È chiaro che ha inciso anche il fatto che il prezzo elevato del gas e dell'energia in generale ha ridotto i consumi. Ha avuto un effetto di riduzione dei consumi sia da parte delle famiglie, non è tanto il fatto che uno debba tenere il termostato, comunque la famiglia l'ha ridotto perché doveva risparmiare, quindi ha ridotto al di là del vincolo di legge, non c'è nessuno, penso, che vada a casa a suonare il campanello a chiedere il termostato a 19 o 21, 22, 23. Però è chiaro che le famiglie hanno ridotto il loro consumo, ma lo stesso hanno fatto anche le imprese. Hanno cercato ove è possibile di ridurre i consumi, visto l'alto costo, no? Quindi c'è anche quell'effetto che ci portiamo dietro. Questo invece rapidamente vi dà un'idea, anche perché i dati qui a livello regionale li abbiamo, anche l'Istat non li ha, mancano, arriveranno fra un pochino, fra qualche settimana, i dati relativi alle esportazioni regionali, questi sono fermi di fatto al primo semestre del 2022. E qui è una cosa importante il grafico di sinistra che vi fa vedere quello che è l'andamento delle esportazioni per area geografica, però più su esportazioni di beni in volume. Perché in volume? Perché adesso con l'inflazione non è come qualche anno fa in cui uno diceva le esportazioni te le posso esprimere anche tranquillamente in valore, quindi prezzo per quantità, che grosso modo, visto che l'inflazione è molto bassa, non è molto diversa dall'andamento delle quantità dei volumi, no? Ma con un'inflazione a due cifre, il 10%, c'è una differenza enorme. Se io vi dico, guardate, le esportazioni in Veneto sono aumentate nel primo semestre del 2022 di circa il 19, quasi il 20% in termini nominali. Però è chiaro che i beni esportati incorporano l'aumento dei prezzi dei beni in generale dell'impresa, no? E dei costi di produzione. E quindi se noi andiamo a calcolarle in termini reali otteniamo quel valore lì che è un 7,4%. Quindi quando io analizzo variabili economiche di questo tipo,
limitarsi al dato in termini nominali può essere molto fuorviante, perché un più 20% è un'enormità, sì, piano, quando andiamo a vedere il dato in termini reali, è più 7, è molto, guardate, non è un dato piccolo, indica che c'è stato un forte recupero, no, delle esportazioni, però è un più 7,4, insomma, no? Quello è il dato che ha un senso dal punto di vista economico presentarvi, cioè se io vi presentavo un dato semplicemente nominale, enorme, sono cresciute, no, non ha senso, cioè nel senso che incorpora variazioni di prezzo per cui il dato non dice niente. È anche il dato confrontabile poi col PIL, perché il PIL viene considerato al netto dell'effetto dei prezzi, mentre poi i dati nominali possono essere interessanti se rapportati per esempio al debito dell'impresa. Allora un fatturato che cresce anche solo per effetto del prezzo aiuta l'impresa a pagare il suo debito più facilmente. Ma quando parliamo in termini reali di come sta crescendo l'economia usiamo questi. E questo aspetto che citava Mariano è molto rilevante anche per lo Stato, nel senso che gli economisti interessa il PIL in termini reali, l'andamento dell'economia ci interessa corretta della variazione del metro monetario, perché ci interessa capire se il paese esporta di più, se esporta, se come dire non solo il valore dei beni esportati aumenta, ma aumenta anche la quantità dei beni esportati. Lo stesso per quanto riguarda i consumi delle famiglie, per quanto riguarda la produzione industriale. Cioè normalmente si analizzano quelle che sono variabili reali, no? Quindi voglio vedere l'andamento del PIL in termini reali. Però per lo Stato non sempre è così. Nel senso che se noi ci ricordiamo i parametri di Maastricht congelati, sono sempre lì in frigo, però sono congelati, uno dei parametri era il rapporto debito-PIL, dove il PIL lì non entra in termini reali, ma entra in termini nominali. Quindi è chiaro che se c'è un'inflazione come da noi di circa oltre il 10%, io mi aspetto che il PIL in termini nominali aumenti almeno, il deflatore almeno il 10%. Poi ci sarà magari lo 0, in più della variazione in termini reali, no? Però è chiaro che mi aspetto un 10% in più. Quindi per lo Stato, diciamo, riduce molto il rapporto debito-PIL, perlomeno nel breve termine. Breve, poi dipende, poi nel lungo termine siamo tutti morti, però nel breve termine, come dire, sicuramente questo aiuta, perché nel tempo poi, con l'aumento dei tassi di interesse, lo Stato poi comincia a pagare di più in termini anche di parte corrente del bilancio nella spesa di interessi e che poi dopo dovrà ovviamente ribaltare indirettamente il maggior debito. Quindi nel tempo poi, nel lungo termine in teoria dovrebbero essere quasi equivalenti le due cose, però nel breve termine, visto che la vita residua del debito nostro mi pare che sia sui 6-7 anni, c'è un vantaggio diretto dello Stato, perché le entrate fiscali seguono l'inflazione, l'IVA segue l'inflazione, l'IVA non è mica in percentuale tolta l'inflazione, il bene viene calcolata, quello che è il 23, compresa l'inflazione ovviamente, si incorpora, quindi lo Stato ha un gettito nominale più alto. No? E per quello si parla, no, di effetto negativo dell'inflazione anche sulle famiglie, no? Perché questa determina un drenaggio di fatto dal punto di vista fiscale. No? Anche chi ha un'aliquota fiscale, visto che noi abbiamo aliquote, no, per fasce, saltiamo l'aliquota, magari si aumenta lo stipendio in termini nominali perché magari in qualche maniera un pezzettino segue l'inflazione, un pezzettino piccolo segue l'inflazione, no? Quindi anche lì non c'è un giusto o sbagliato, cioè non è che il PIL in termini nominali sia sbagliato, dipende dall'uso che ne fate. Se volete vedere l'andamento dell'economia dovete utilizzare variabili reali. Il grafico invece di destra, poi le slide ve le lasciamo, vi dice invece com'è andata nei vari comparti che leggete sotto, insomma, rispetto al 2019, no? Come dire, facciamo riferimento al 2019, 100, e vediamo chi è già sopra, chi è molto sopra, ad esempio come, non so, il D che è apparecchi elettrici ed elettronici, altri prodotti e manifatturieri, vedete siamo molto al di sopra dei valori del 2019. No? Uno sguardo rapido, poi non voglio addentrarmi su questo perché poi è un terreno anche molto scivoloso, su quello che è l'andamento del fatturato e degli ordinativi delle imprese delle costruzioni. Qui avete i dati di Unioncamere relativi al terzo trimestre, vedete che c'è stato un recupero, insomma, no? Nell'ambito del resto, con l'aumento dei prezzi anche qui, con l'aumento delle attività legate anche al super bonus e così via, fino al 2022 c'è un forte recupero nel settore. Quello che avverrà dopo lo vedremo.
visti anche i provvedimenti, no, che sono stati adottati. Sul grafico di destra voi vedete invece quello che è l'andamento delle compravendite. Lì è fermo al primo semestre 2022, i dati del terzo trimestre evidenziano una leggera diminuzione delle compravendite del settore immobiliare. Anche qui noi, vedete, vi mettiamo due dati, prezzi in termini nominali e prezzi in termini reali, perché vedete i prezzi in termini nominali salgono, ma i prezzi in termini, cioè dedotte l'inflazione, in termini reali scendono. Attenzione, quindi con un'inflazione così alta è sempre farsi la domanda, è sempre utile, ma parliamo del nominale o parliamo del reale? Perché sennò il rischio è, come dire, di non cogliere quello che è l'effettivo andamento della variabile. Qui passiamo invece al turismo e qui, come dire, le foto rendono già da sé, nel senso 9 aprile 2019, la congestione solita delle gondole, 11 gennaio fatta proprio dai nostri colleghi 2021, addirittura senza increspature il Canal Grande, e poi 20 febbraio 2023, lì siamo all'altezza, mi pare, della pasticceria Ballarin, che quindi l'individuo e vedete come dire il turismo è tornato. Con i numeri cosa facciamo vedere? Beh, è abbastanza semplice, vedete, queste sono due curve, quella tratteggiata sono mare, città d'arte, lago, montagna, terme. Questi sono dati regionali, di Istat prodotti alla regione, quindi stati vostri. E come dire, vedete come c'è stato un recupero enorme, in particolar modo nel balneare, no? Enorme. E l'unica che resta, vedete una curva leggermente sotto a quella tratteggiata, è quella giallina arancione che è le città d'arte, che restano ancora leggermente al di sotto. Per darvi un'idea, che questa rende un pochino coi numeri in maniera abbastanza chiara, per darvi un'idea, voi avete nel 2019 c'erano state, che è il livello raggiunto insomma dal Veneto, 71 milioni di presenze. Questo è diciamo, stavo per dire, come dire, l'industria turistica, ma in realtà non è industria, è nei servizi ovviamente il turismo, però questa è la macchina del turismo veneto, no? 71 milioni di persone, guardate che è la prima regione a livello nazionale, quindi una macchina, come dire, rilevante, tanto è vero che contribuisce a circa l'8% del PIL in Veneto direttamente. A livello nazionale il turismo, sulla base dei conti satellite dell'Istat, il turismo contribuisce al 6%, noi contribuisce per l'8%. In termini indiretti, il dato regionale non esiste, il dato nazionale esiste ed è un dato che dice che insomma il contributo indiretto è di circa il 13%, quindi se una spanne fa un po' più del doppio o il doppio dell'8, insomma non ci si allontana molto. Tenete conto che poi però, andando a vedere quello che è il contributo, come dire, del turismo in senso lato, cioè compresi i settori, vi portate dentro anche pezzi, diciamo, di produzione di beni e servizi non direttamente imputabili al turismo, perché se alla sera voi andate in ristorante non siete mica turisti, però verreste imputati dentro a questa, no, complessivamente come contributo complessivo, no? Ecco, per darvi un'idea, queste 71 milioni di presenze, visto che i dati disponibili sono a novembre, l'altro giorno sono usciti quelli di novembre, non posso paragonarli alle 71 milioni di presenze del 2019, che sono annuali, ve le devo dire quanti nel 2019, nei primi 11 mesi dell'anno, erano le presenze, erano 69 milioni. Perché insomma non è che ci arrivi così tanta gente l'ultimo mese dell'anno, no? Il mare almeno no. E adesso invece nel 2022 siamo quasi 64 milioni, quindi abbiamo un meno 7,6% di presenze in meno rispetto al 2019, in gran parte relative alle città d'arte. Però c'è un dato molto importante, che è la percentuale degli stranieri, che è molto significativa, perché noi in Veneto avevamo circa 2/3 delle presenze che erano stranieri nel 2019. Nel 2021 invece avevamo che questa presenza degli stranieri si è ridotta anche in percentuale, è diventato un 56%. Adesso, nei primi 11 mesi, le presenze stranieri sono tornate ai 2/3. Quindi il turismo dal punto di vista della composizione si è normalizzato. Del resto si sono aperti, insomma,
i traffici aerei, la gente insomma anche in giro per il mondo insomma si muove, lo vediamo qua a Venezia anche visivamente, però questo è molto importante perché non pensiamo di poter fare 71 milioni di presenze all'anno dei soli veneti, perché sennò dovremmo prendere e correre avanti e indietro in spiaggia, al mare o a Venezia, ma è impossibile. Le facciamo solo perché c'è il turismo straniero, non basterebbero mica neanche gli italiani per fare quei volumi lì, perché appunto i 2/3 sono stranieri che vengono a visitare il Veneto, le presenze in Veneto. Quindi questo è un aspetto, come dire, che ci dà l'idea della normalizzazione, no? Di cosa è avvenuto. Quello prima ce lo dà visivamente, quest'altro ce lo dà anche con i numeri. Un accenno brevissimo, perché qui poi siamo proprio in casa, nel senso che i dati del lavoro sono dati tratti da Veneto Lavoro, che è la vostra agenzia regionale, quindi, come dire, sono dati vostri. Non ve li ho aggiornati con l'ultimo dato disponibile, che c'è in realtà, che è quello del quarto trimestre, però vi danno un'idea di che cosa. Questi sono lavori dipendenti, perché Veneto Lavoro analizza, per carità, analizza anche i dati prodotti all'Istat che riguardano gli autonomi, ma ovviamente raccoglie quelli che sono i dati delle comunicazioni obbligatorie amministrativamente che riguardano solo i dipendenti, no? Che è il grosso tra l'altro dei lavoratori, no? Qui vedete i dipendenti del settore privato non agricolo, migliaia di contratti. Qui abbiamo dati trimestrali destagionalizzati. Cosa vuol dire destagionalizzati? Ecco che noi non vi mettiamo il dato puntuale, ma attraverso un sistema statistico andiamo a destagionalizzare il dato, perché attenzione che è normale che a dicembre ad esempio ci sia una riduzione perché c'è il cambio amministrativo del contratto. È chiaro che non è che io possa dire non trovo l'uva a marzo nei campi. Beh, insomma, forse a marzo non c'è l'uva nei campi, no? Quindi se io voglio vedere la produzione dell'uva devo, come dire, considerare che c'è una stagionalità naturale del dato. In qualsiasi dato normalmente c'è una stagionalità, anche nel mercato del lavoro. Destagionalizzati significa, come dire, pulirli dall'aspetto legato alla semplice stagionalità, al fatto che a agosto ci sia magari meno assunzioni nette per natura, perché magari l'impresa è chiusa. Quindi questo, la destagionalizzazione vi permette di cogliere il fenomeno al di là se no avreste tutta una serie di picchi su e giù e uno non legge niente e non capisce qual è l'andamento. La linea nera vi dà quelle che sono le assunzioni nette, quindi assunzioni meno cessazioni, e vedete che è sempre anche questa positiva, cioè vedete un dato in migliaia di contratti positivi in tutto il 2022, però si sta attenuando e quindi però è un dato che il mercato del lavoro è attivo, positivo, guardate, ha mostrato una grande resilienza, perché appunto ha mostrato una grande resilienza la manifattura, anche i servizi poi hanno recuperato fortemente. E se voi vedete, mentre nel 2021 la crescita delle assunzioni nette era legata ai contratti a tempo determinato, quelli le barre verdi, nel 2022 invece la crescita è spinta dai contratti a tempo indeterminato, in particolar modo dell'industria, della manifattura. Questo è positivo. È anche un effetto abbastanza naturale, perché come dire, uno potrebbe dire attenzione che il bacino in cui pesca il tempo indeterminato, qual è? È il tempo determinato. L'azienda magari ti assume prima con contratto a tempo determinato, poi vede e ti trasforma il contratto. E tenete conto che con la crisi quel bacino del tempo determinato si era, come dire, ridotto enormemente. Poi con il recupero che c'è stato lungo il 2021 si è ricostituito e quindi avremo un trascinamento di assunzioni a tempo indeterminato, perché pescano anche da quel bacino per 6 mesi, un anno, quindi è anche, come dire, legato a questo fenomeno. Però abbiamo, quello che si osserva, una domanda particolarmente intensa dal punto di vista, come dire, da parte delle imprese, da parte anche della pubblica amministrazione, per cui, ad esempio, fenomeno in cui le persone si dimettono e poi vanno immediatamente dopo qualche giorno a trovare lavoro, lo trovano perché l'hanno già concordato presso un'altra azienda dello stesso comparto, dello stesso settore, oppure anche di settori diversi, no? Quindi questo vuol dire che nel mercato del lavoro comincia a esserci una carenza dal punto di vista della manodopera, no? Quindi una carenza,
E quindi dal punto di vista, come dire, della posizione del mercato del lavoro, del lavoratore, diciamo, questa domanda intensa che c'è da parte delle imprese fa sì che l'offerta, cioè il lavoratore, possa evidentemente, come dire, andare a trovare un lavoro magari o un po' più vicino a casa oppure con condizioni economiche relativamente migliori. Insomma, quindi il mercato del lavoro da questo punto di vista, insomma, ha retto bene, non solo in Veneto ma anche a livello nazionale. E si è parlato tanto delle grandi dimissioni. A livello internazionale forse più che grandi dimissioni è grandi o medi cambiamenti, cioè non un mercato magari vivace come quello statunitense del lavoro, però un po' più movimentato perché le persone dopo il Covid magari hanno avuto anche diverse preferenze. L'abbiamo visto anche per le case, per esempio abbiamo fatto pure gli approfondimenti sulle case, un po' le preferenze sulle case abbiamo visto che sono cambiate, vedremo nei prossimi anni se è un cambiamento stabile oppure se è una cosa solo temporanea. Va bene, allora adesso passiamo un po' a vedere la parte più finanziaria delle nostre analisi. Questa è solo un'introduzione, sono dei dati sempre dell'indagine che facciamo ogni anno, di cui già vi ho parlato Vanni, e questo diciamo riassume un po' tutti quei pro e contro che abbiamo visto, difficoltà dell'energia, però le esportazioni sono cresciute. Tutto questo insieme di cose si riflette in una previsione per le imprese per il 2022 in termini di bilancio che comunque si è mantenuta buona. Questo c'entra un po' con quei temi di cui si parlava, di resilienza delle imprese, di capacità di adeguare i listini all'aumento dei costi. Fatto sta che loro in autunno prevedevano, le imprese che prevedevano di chiudere il bilancio inutile era addirittura un po' più alto di quello del 2021. Quindi questo, diciamo, è un po' un riassunto di quello di cui abbiamo parlato prima. Andando ai temi invece più strettamente finanziari, questo primo grafico che vi presento è quello sull'andamento del credito alle imprese e alle famiglie venete. Su questo grafico vale quello che abbiamo detto prima, nel senso che un andamento superiore allo zero indica una crescita dei prestiti, inferiore allo zero una riduzione. È chiaro che in un grafico sui prestiti, sulle variazioni dei prestiti, voi ci trovate un po' i riflessi dell'economia e di quello che succede all'economia. Per esempio, se andate a vedere i dati del 2020, vedete quella crescita dovuta ai prestiti con garanzia pubblica che andavano, diciamo, a sostenere le imprese durante il Covid. Poi l'andamento anche dopo si è mantenuto positivo perché sono subentrate altre esigenze delle imprese, cioè nel 2021 c'è stata una crescita degli investimenti, le imprese hanno cominciato a lavorare di più e quindi il fatturato è cresciuto e quindi questo ha determinato comunque una dinamica positiva dei prestiti. Questa dinamica che si è un po' affievolita nel corso del 2022, vedremo ora sui grafici delle imprese, magari ne parleremo un po' meglio. Quello che volevo dirvi è anche che diciamo il calcolo di questi dati non è un calcolo banale, nel senso che non è una differenza tra lo stock dei prestiti di quest'anno rispetto a quelli dell'anno prima, ma richiede tutta una serie di riclassificazioni, tener conto di tanti aspetti. Le banche cedono i prestiti ad altri soggetti, un'impresa si trasferisce da una regione all'altra e quindi il suo prestito non c'è più, però non è un calo, quell'impresa ha ancora il suo prestito, solo che risulta nei prestiti della Lombardia invece che del Veneto. Quindi quando c'è, diciamo, da analizzare i dati sui prestiti è importante, diciamo, muoversi con attenzione per riuscire a dare un dato credibile. Quindi noi abbiamo una base dati informativa per chi vuole approfondire questi temi, che è pubblica. L'invito che vi faccio è di consultarla, però anche di guardare bene i dati e poi eventualmente di contattarci se vi interessa, diciamo, approfondire certi aspetti, in modo che possiamo anche darvi un supporto. Vi dicevo, i prestiti alle imprese. Innanzitutto è importante sapere perché le imprese chiedono prestiti, principalmente per due cose. Uno, per finanziare gli investimenti, due, per finanziare l'attività corrente, cioè io vendo dei prodotti, il mio cliente mi pagherà fra 90 giorni, io in quei 90 giorni che aspetto il pagamento del cliente comunque dovrò pagare la bolletta, dovrò pagare i miei dipendenti, quindi tutto questo insieme di cose che si chiama circolante, capitale circolante, posso avere la necessità di finanziarlo.
E quindi questo determina, diciamo, sono le due fonti principali che determinano l'andamento della richiesta di prestiti delle imprese. Qua diciamo, riportiamo nel grafico di sinistra l'andamento per dimensione di impresa dei prestiti e nel grafico di destra l'andamento per comparto. Si rivede ancora quella crescita che vi dicevo durante il Covid, che poi in cui le imprese hanno o per necessità immediate chiesto prestiti, oppure anche per paura di quello che poteva succedere dopo, hanno ricevuto il prestito e hanno parcheggiato quel prestito nei loro conti correnti. Infatti abbiamo visto che durante quel periodo è aumentata molto anche la liquidità delle imprese nei depositi bancari, cioè io prendevo il prestito e lo parcheggiavo nel mio deposito perché non sapevo quanto sarebbe durata la pandemia, e adesso queste stesse imprese si sono trovati questa liquidità quando è iniziata la guerra, quindi non è stato proprio che non tutti i mali vengono per nuocere, e quindi molte imprese hanno avuto la possibilità di avere un cuscinetto finanziario nel momento in cui aumentavano i costi energetici. Vediamo come spesso i prestiti, vediamo il grafico di sinistra, come spesso i prestiti alle imprese piccole sono cresciuti di meno di quelli alle imprese medio-grandi. Questo rientra un po' in una dinamica che vediamo da molti anni e che è dovuta anche magari a una maggiore difficoltà a interfacciarsi col sistema bancario, ma vedendo la liquidità delle piccole imprese dobbiamo dire che anche loro, almeno una parte del sistema produttivo, ha una liquidità elevata, quindi minori esigenze. Appunto, per interpretare, noi abbiamo questi dati che vi ho appena fatto vedere sull'andamento dei prestiti. Come interpretarli? L'andamento dei prestiti è frutto di due cose: la domanda dei prestiti da parte delle imprese in questo caso e l'offerta dei prestiti delle banche, nel senso che l'impresa può chiedere il prestito, ma la banca può anche dirgli: guarda, per me non sei un cliente affidabile e quindi non ti do il prestito. Quindi quando per esempio i prestiti calano, dobbiamo cercare di capire se sono le imprese che non chiedono prestiti perché non fanno investimenti o non ne hanno bisogno per il circolante, o se sono le banche che non glieli concedono. A tal fine noi facciamo un'indagine presso le banche sulla domanda e l'offerta di credito, indagine che poi viene replicata, diciamo, a livello nazionale e anche a livello europeo, per cercare di interpretare quel dato che vi ho fatto vedere prima. Per esempio, in questi dati vediamo come nel 2020 era cresciuta la domanda di prestiti con un'influenza molto rilevante del circolante, cioè della liquidità, quindi le imprese chiedevano per liquidità. Poi invece con la ripresa economica che abbiamo visto nel 2021, nella seconda parte del 2021 e che in qualche modo è proseguita nel 2022, c'è una domanda anche di prestiti per finanziare gli investimenti. Che cosa invece vediamo dal lato dell'offerta? Vediamo che la dinamica, quindi il grafico di destra, è una dinamica abbastanza piatta, cioè da molti anni, a causa della politica monetaria della BCE che ha tenuto i tassi per lungo tempo a zero praticamente e quindi i tassi di mercato bassi, l'offerta bancaria è stata piatta e accomodante, cioè c'era una buona disponibilità a dare finanziamenti alle clientela. Certamente questo, vediamo i dati fino al primo semestre del 2022, questa è una cosa che sta cambiando negli ultimi mesi, perché nel momento in cui è cresciuta l'inflazione e la Banca Centrale Europea ha cominciato ad alzare i tassi, comincia a cambiare anche i criteri di offerta delle banche, e vediamo dai dati nazionali che negli ultimi mesi comincia a esserci una minore, diciamo, sono meno accomodanti le condizioni di offerta, quindi è un po' più difficile, i tassi sono cresciuti e quindi è un po' più difficile accedere ai prestiti. Vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi su questi aspetti, ma in questi mesi sicuramente c'è stata questa dinamica, non diciamo molto accentuata, però comunque le cose sono cambiate, ecco. Infatti diciamo la cosa su cui vediamo subito il cambiamento è nei tassi di interesse applicati ai prestiti alle imprese. Vedete questi dati, come i tassi di interesse avevano avuto una dinamica decrescente o comunque piatta ma molto bassa. Siamo su dei tassi che per lunghi anni sono stati molto contenuti e vedete nel 2022 come questi tassi di interesse hanno cominciato a crescere. Hanno cominciato perché questi dati ancora non comprendono tutto l'effetto delle politiche monetarie della BCE.
perché diciamo i tassi applicati alle imprese e alle famiglie seguono un po' i tassi ufficiali che la BCE che applica alle banche sul finanziamento che la BCE fa alle banche. Come vedete, quei dati che vi ho fatto vedere prima arrivano fino a settembre 2022. Quindi, se vediamo nel grafico di sinistra l'andamento dei tassi della BCE, quell'aumento dei tassi copre fino al 14 settembre, cioè a quel punto la BCE era all'1,25%, adesso è al 3%, quindi ci dobbiamo aspettare che quel grafico prosegua il suo rialzo in qualche modo, vedremo come. Vi faccio notare che nel 2016 i tassi erano a zero, quindi dal 2016 al luglio del 2022 i tassi erano rimasti a zero, quindi questo è un grande cambiamento, perché in 6 mesi siamo passati da 0 a 3%. Perché la BCE ha fatto questo intervento? Lo dicevamo prima e lo vedete nel grafico di destra, cioè una crescita molto sostenuta dell'inflazione che non si era mai sperimentata da quando è nata la moneta unica, quindi da 20 anni non si era mai vista una cosa del genere. Noi italiani, quelli che abbiamo conosciuto la lira, conoscevamo un'inflazione anche del 10%, anche superiore, ma dentro la BCE questa, da quando era nata la BCE, non era conosciuta, quindi è naturale, per tutti i motivi che dicevamo, l'inflazione non è gradita, ma non è gradita non perché alla BCE sta antipatica l'inflazione, ma perché determina una serie di problemi nella vita quotidiana. Alcuni sono stati già menzionati, no? Maggiore difficoltà a valutare i prezzi, erosione dei risparmi delle famiglie, tutta una serie di fenomeni drenaggio fiscale, che penalizzano noi nella nostra vita quotidiana. Quindi per una banca centrale non è accettabile un tipo di inflazione di quel tipo, perché va proprio ad attaccare i principi di funzionamento regolare di un'economia. E quindi i tassi crescono, i tassi alle imprese crescono e anche quelli alle famiglie, perché crescono il tasso di rifinanziamento della BCE, e il tasso di rifinanziamento della BCE cresce per contrastare l'inflazione. Aumentando il costo del credito si determina un rallentamento dell'economia. Perché? Perché le famiglie chiederanno meno prestiti per consumare, le imprese chiedono meno prestiti per investimenti, e questo fa rallentare l'economia, la domanda si abbassa e l'inflazione diminuisce. Questa non è una cosa indolore, perché appunto le famiglie consumano di meno, le imprese investono di meno. L'abilità e la fortuna di una banca centrale è riuscire a contenere e far ridurre l'inflazione senza portare l'economia in recessione. Questa è una cosa a cui tutte le banche centrali ambiscono e non sempre ci riescono, ma cercano sempre di riuscirci, anche perché gli effetti dei tassi poi tu li vedi nei mesi successivi. Io vi ho fatto vedere, la BCE ha cambiato i vari tassi, ora noi vediamo come vanno i tassi alle imprese e poi dovremo vedere che effetto ha sull'inflazione e sull'economia. Quindi è una cosa delicata di cui la BCE e le altre banche centrali hanno a disposizione moltissimi indicatori, però il successo di questo tipo di operazioni non è sempre garantito. Un aspetto importante, cioè noi parliamo qui di inflazione a livello europeo, no? Perché la BCE ha un target di inflazione, cioè un suo obiettivo statutario, che è quello di mantenere l'inflazione intorno al 2%. Quello è l'obiettivo istituzionale della BCE. Attenzione però che questo obiettivo è a livello europeo, ma non è che l'inflazione sia uguale in tutti i paesi europei al 2%, c'è chi è sopra, c'è chi è sotto, ma anche in Italia, se voi prendete la pubblicazione, perché poi a livello dei singoli stati l'inflazione è calcolata dall'Istat, da noi, e dagli organismi che curano le statistiche nei vari paesi, no? Quindi Eurostat essenzialmente, no? E loro fanno il calcolo dell'inflazione con i vari panieri, con le varie tipologie, tra virgolette, di inflazione, perché a seconda di quei tipi di panieri che uno considera, però nel calcolo loro fanno un calcolo dell'inflazione nazionale, ma se voi sfogliate ad esempio anche l'ultimo numero flash dell'Istat, è uscito a gennaio, è uscito il 22 febbraio con l'inflazione di gennaio,
se prendiamo l'indicatore, quello che ha usato Mariano, che sarà l'IPCA, penso, è al 10,7%, un po' in rallentamento in Italia rispetto al 12,3% di dicembre. Dentro, nella pubblicazione, voi vi trovate anche i tassi di inflazione calcolati a livello regionale, perché non sono uniformi, cioè noi ci eravamo abituati a un'inflazione dello 0, cioè 0, per cui lo 0, di 0 è 0 di 0, quindi non c'è la differenza molto limitate tra paesi e molto limitate, quasi nulle, dentro l'Italia. Quando l'inflazione comincia ad arrivare al 10%, superare il 10% a livello nazionale, guardate che non è che si possa, come dire, far finta di nulla e dire vabbè è 10,7, perché il dato di gennaio che vi viene fornito qui dall'Istat, quindi l'indice dei prezzi ve lo dà addirittura anche per capoluogo oltre che per regione, vi dà che ad esempio in Liguria era al 12% nel mese di sempre il tendenziale annuo e in Basilicata era al 7,7%. Quindi, come dire, noi eravamo al Veneto al 9,6%, cioè c'è una diversità anche tra territori, perché quando le variazioni sono così ampie è chiaro che qualche punto percentuale di differenza c'è fra territori anche, quindi è importante tener conto anche di questa variabilità, perché è complicato, guardate che il calcolo dell'Istat della variazione dei prezzi, quindi dell'inflazione, è estremamente complicato, perché normalmente i prezzi variano, ma variano per i fatti loro, nel senso che non è mica detto che siano immutabili i prezzi di un bene, dipende dalla disponibilità del bene, dipende da tanti fattori, indipendentemente dal trend dell'inflazione, cioè voi avrete sicuramente dei prezzi con un'inflazione del 10% di singoli beni che scendono. Quindi è difficile fare il computo, è estremamente difficile, lo fanno a livello nazionale, la BCE vuole che sia fatto in maniera armonizzata a livello europeo, per impedire che qualche paese bari alla fin fine, no? Dicendo un'inflazione più bassa di quella che è. Quindi c'è proprio un criterio di, come dire, di calcolo dell'inflazione in maniera armonizzata fra i vari paesi, proprio per capire effettivamente, per renderli confrontabili. E questo poi permette alla BCE di prendere le decisioni di politica. Questo non vuol dire che, come dire, l'inflazione vada bene a livello europeo se un paese è sopra o sotto, però non è detto che se anche si raggiunge l'obiettivo della BCE che è il 2%, non è detto, come dire, che tutta Europa abbia l'inflazione del 2%, non sarà mai così, cioè, perché è un'area monetaria differenziata fra paese e paese, quindi avremo paesi un po' più sotto, paesi un po' più sopra. È chiaro che se poi si va invece oltre il 10%, quasi tutta Europa è oltre il 10%, e quindi è chiaro che la Banca Centrale Europea, avendo come vincolo statutario il 2%, non ha un vincolo statutario sui tassi, non ha un vincolo statutario mantenere i tassi bassi, no, è un vincolo ovvio perché quello è lo strumento, ha come vincolo statutario quello di mantenere l'inflazione al 2%, perché un'inflazione elevata produce un danno terribile all'economia, a tutti, non solo ai consumatori ma anche alle imprese, a tutti, produce un danno complessivo all'economia dei paesi e dell'Eurozona nel suo complesso, e quindi va ad ogni costo combattuta. Questo avviene negli Stati Uniti, avviene in Europa, perché si è consapevoli degli effetti negativi di un'elevata inflazione. Rapidamente faccio vedere qualcosa sul credito alle famiglie. Abbiamo detto che le imprese prendono i crediti per investire o per finanziare il capitale circolante, le famiglie prendono prestiti per due motivi principali. Uno, che è il principale, circa 2/3 dei prestiti alle famiglie riguardano i mutui per l'acquisto della casa, oppure per finanziare i consumi, cioè il credito al consumo legato o a finalizzato, cioè per l'acquisto dell'auto, per l'acquisto degli elettrodomestici, oppure quello che prendo in generale per finanziare i costi, diciamo, della mia famiglia in un momento in cui non posso finanziarlo solo col reddito. Quindi nel grafico di sinistra vedete l'andamento dei mutui, che è stato una crescita molto sostenuta negli ultimi anni. Vi dicevo che il mercato immobiliare è stato un po' sostenuto dalle iniziative anche di incentivo come super bonus e diciamo tutta questa serie di interventi, ma anche un po' dai cambiamenti dovuti al Covid, diciamo, nelle scelte familiari e di lavoro. E quindi vedete come i mutui sono cresciuti, sono quegli istogrammi del grafico di sinistra, i nuovi mutui erogati in Veneto, vedete gli istogrammi sono ben alti negli ultimi anni.
beneficiavano anche di tassi di interesse molto bassi, che sono quelle linee rosse e blu, che sono i tassi di interesse a tasso fisso e variabile. Naturalmente l'effetto della politica monetaria della BCE si comincia a vedere anche sui tassi di interesse applicati ai nuovi mutui. Lo vedete dalle linee a rossa, che sono i tassi di interesse variabili, che sono cresciuti di più, ma scusate, i rossi sono i tassi di interesse fisso, mentre i blu i variabili, che hanno cominciato a crescere, e a questo punto, diciamo, seguiranno anche quelli degli interessi a tasso fisso. C'è da dire che questo per un consumatore sono argomenti molto importanti, perché la scelta tra un mutuo a tasso fisso e un mutuo a tasso variabile in un periodo come questo può fare la differenza. Nel senso che se io un anno fa ho preso un mutuo a tasso fisso al 2%, oggi continuo a pagare il 2% su quel mutuo a tasso fisso. Se ho preso un mutuo a tasso variabile, che magari quando ho ricevuto il mutuo, vedete che la linea blu è sotto, quindi nel momento in cui ho ricevuto il mutuo magari pagavo l'1,7 o l'1,6, quindi di meno. Già oggi magari sto pagando già di più e con la prospettiva di pagare ancora di più. Quindi quando una famiglia, diciamo, sceglie di prendere un mutuo ed è, diciamo, quel mutuo rispetto al suo reddito è già impegnativo da pagare, è importante valutare bene se pagare un pochino di più, ma essere sicuri di non avere aumenti su quel tasso. Questo è un aspetto molto importante. Nella nostra prossima nota ci sarà un approfondimento proprio sull'effetto del rialzo dei tassi, un approfondimento sull'effetto dei tassi, rialzo dei tassi sulle famiglie e un altro sulle imprese, in cui cercheremo di capire, diciamo, in che termini, diciamo, possono avere effetto sulle famiglie e sulle imprese, però l'effetto sicuramente c'è. È diciamo una scelta basata solo sull'oggi, in cui dico oggi il tasso variabile è più basso e il prendere il tasso variabile può avere degli effetti negativi nel futuro. Quindi questo è un invito, diciamo, da quella che noi chiamiamo educazione finanziaria, cioè badare bene quando si sceglie uno strumento finanziario, di sceglierlo correttamente in base alle proprie esigenze finanziarie. Forse volevi dire qualcosa? Sì, no, solo che anche qui c'è una grande diversità a livello nazionale. Quella è un'analisi che viene fatta a livello Veneto, vi dice il verde i mutui a tasso fisso, no, i nuovi mutui a tasso fisso, e l'azzurro i nuovi mutui invece a tasso variabile. Tenete conto che invece nelle regioni meridionali del paese per gran parte si fanno mutui a tasso fisso. Sono più lungimiranti a questo punto di vista. Nelle regioni invece come il Veneto, Lombardia, hanno un peso significativo i mutui a tasso variabile, molto più alto rispetto. Anche lì poi se io ho un reddito alto, molto alto, posso dire mi assumo il rischio, pure se aumenta la rata del 30% non succede niente. Se io invece già so che sarò tirato con quella rata, andare a prendermi un rischio, ci penserei bene. Qua i veneti abbiamo visto che appena il tasso fisso è cominciato a salire, subito è cresciuto l'istogramma azzurro, subito si sono buttati sul tasso fisso. Variabile, sì. Si sono buttati sul variabile. Già secondo me dopo 2 o 3 mesi la rata del variabile aveva superato quella del tasso fisso che avrebbero preso in quel momento. Quindi sono valutazioni importanti. Comportamenti non sempre sono razionali dei consumatori, delle famiglie, perché magari non ci si informa prima o non si fanno scelte in relazione alla tipologia di reddito, insomma, propria della famiglia. Insomma, anche lì poi l'effetto sui tassi, poi lo vedremo se ci troviamo dopo l'approfondimento regionale, è diverso se io sto pagando un mutuo che è in scadenza, che scadrà fra 5 anni, la quota interessi pesa niente, quindi non mi è ininfluente anche se a tasso variabile, ma un mutuo appena iniziato diciamo perlomeno se ha 30 anni, nei primi 15 anni l'effetto tasso si sente come sulla rata, perché all'inizio con il tipo di ammortamento che generalmente è praticato la francese prevede che la quota interessi sia anticipata e poi c'è la quota capitale, no? Quindi anche qui, insomma, tutti aspetti che vengono. Sì, di solito c'è sempre la scelta tra fisso e variabile, quindi anche a parità di istituto o comunque in caso uno deve anche cercare chi gli offre quello di cui ha bisogno. Sì, assolutamente. Bisogna valutare bene, ecco, solo questo è l'insegnamento.
E dicevamo quindi che nonostante tutte queste incertezze, tutte queste preoccupazioni, l'economia comunque è andata bene nel 2021 e nel 2022 e lo vediamo sulla qualità del credito. Questo è un indicatore, si chiama tasso di deterioramento, significa io prendo tutti i crediti che erano senza problemi nei pagamenti alla fine del periodo precedente e vedo quanti di questi nel corso del periodo che considero hanno avuto qualche problema. Il rapporto tra questo flusso di crediti che prima non avevano problemi e poi li hanno avuti nei pagamenti e quelli iniziali mi dà il tasso di deterioramento, che è il principale indicatore che utilizziamo per la qualità del credito, accanto ad altri su cui non vi annoio in caso ve li andate a cercare nella nostra pubblicazione. Comunque quello che ci viene fuori da questo dato è che fino adesso la qualità del credito si è mantenuta molto buona. Nell'inizio del grafico potete fare il confronto con quello che è successo con la crisi del debito sovrano nel 2013-2014, quando il tasso di deterioramento delle imprese ha superato l'8%, siamo intorno al 9%, mentre adesso siamo sotto il 2%. La differenza durante il Covid l'hanno fatta molto i prestiti garantiti, che hanno garantito alle imprese la liquidità, e poi dopo la differenza l'ha fatta la ripresa economica, dopo quel salvataggio, diciamo, dei prestiti garantiti. E rapidamente vi dicevo che le imprese hanno accumulato tanta liquidità finanziaria e anche le famiglie, preoccupate prima dal Covid e poi dai costi energetici, hanno accumulato depositi bancari. Questo ha un aspetto molto positivo di resilienza, cioè quando le imprese, le famiglie, quelle che hanno i depositi, perché questi sono i depositi complessivi, non si distribuiscono uniformemente, vale la regola del pollo di Trilussa, no? Che magari statisticamente ne abbiamo mezzo ciascuno, poi c'è chi ne ha 20 e chi non ne ha neanche uno. Quindi vale, però in generale il fatto che ci sia molta liquidità per famiglie e imprese è comunque un elemento di maggiore resistenza. Se poi questa liquidità si accumula per un periodo troppo lungo, c'è chi gli economisti cominciano a storcere il naso perché dicono ma le imprese non hanno possibilità di investimento che tengono tutta questa liquidità. Però questo magari se ne riparla quando c'è meno incertezza e quindi le imprese sono più tranquille sui loro investimenti. E quindi, riassumendo, quello che di cui vi abbiamo parlato un po' dal punto di vista finanziario è anche economico, è degli elementi di incertezza come i rincari energetici, il rallentamento dell'attività economica, l'incremento dei tassi di interesse, ma d'altra parte abbiamo anche degli aspetti positivi, nel senso che il sistema economico nel suo complesso fino adesso ha tenuto bene, c'è stato un recupero della redditività, le imprese sono meno indebitate, hanno una liquidità elevata, quindi attualmente, questo è tratto da un discorso recente del governatore, non ci sono preoccupazioni immediate, però c'è quella preoccupazione e attenzione per un'economia che sta rallentando e su un contesto molto incerto. Quindi adesso le cose vanno abbastanza bene, però le prospettive rimangono comunque di attenzione. Per ultimo vi presento questa, infatti riguarda i punti di attenzione, questo approfondimento che ha fatto la BCE sulle imprese esposte o al rischio di tasso di interesse o ai rischi di rincaro energetico. Qua ci sono tutti i paesi, il rettangolino cerchiato è l'Italia. Vedete che come paese noi siamo più a rischio per la parte energetica, cioè abbiamo più imprese a rischio per la parte energetica, che è la parte gialla dell'istogramma, è un po' più basso per la parte di rischio e rialzo dei tassi di interesse. Questi sono, diciamo, elementi, complessivamente quelle potenzialmente a rischio sono un po' sopra il 15% dei crediti, quindi è una quota non elevatissima ma neanche da trascurare. Sono rischi potenziali che però devono continuare ad essere monitorati, la BCE li sta monitorando, confrontando i vari paesi. Va bene, io avrei finito, non so. Sì, l'invito è quello di seguire, grazie alle pubblicazioni, anche a livello nazionale, come il bollettino economico, se uno è interessato a vedere l'andamento economico, il rapporto di stabilità, invece se uno è interessato a guardare quelle che sono le variabili finanziarie. E poi insomma a livello regionale ci diamo appuntamento a giugno, a fine giugno, insomma, per capire un po' come è andati i primi mesi
la fine 2022 e i primi mesi del 2023. Eccolo qua. Sì. Ringrazio il dottor Mengotto e il dottor Graziano per questa interessantissima sintesi della situazione congiunturale, che io ho trovato anche un'efficacissima lezione di economia e di lettura del dato, che credo tutti noi avremmo apprezzato. Io mi auguro che diventi quasi un appuntamento che ci diamo, che ci è molto utile. Ringrazio voi che eravate presenti, tutti quelli che ci hanno seguito da remoto. E vi ricordo che praticamente ormai ogni lunedì abbiamo un appuntamento. Eravamo partiti con l'idea uno ogni 15 giorni, uno al mese, insomma, tutti i lunedì abbiamo un appuntamento seminariale già fissato, alcuni in materia elettorale, altri in materia economica, sociale e poi anche giuridica, rivolti in particolare ai gruppi e ai colleghi in materia di copertura della spesa. Insomma, poi vi faremo girare magari attraverso Sagitta sia le slide che ci hanno lasciato e anche il programma via via aggiornato con i futuri appuntamenti. Vi ringrazio ancora e vi auguro. Il segretario che ci seguiva voleva salutare, ma purtroppo il collegamento è un po' altalenante. Mi ha mandato un messaggio molto interessante. Grazie ancora per l'intervento e ci vediamo lunedì prossimo.